perché siamo qui oggi. Allora, chi di voi, sulla mano, ha sentito parlare del programma di sviluppo rurale? Sulla mano, senza paura. Ok, non vi interroghiamo, Noi siamo venuti oggi qui per spiegarvi un po' che cos'è il programma di sviluppo rurale, come funziona, perché in realtà è una delle grandi opportunità di finanziamento che l'Unione Europea, insieme alla Regione del Veneto e al governo italiano, mette a disposizione per le zone rurali a livello regionale. Per cui ci sono tante opportunità di finanziamento, ci sono dei bandi differenziati per diversi percorsi tematici che poi adesso scopriremo che hanno anche un nome, si chiamano priorità, misure, quindi si entra anche in un linguaggio piuttosto tecnico e il nostro obiettivo è quello di comunicarvi questa cosa perché sarete voi il futuro dell'agricoltura del Veneto e di tutti quei comparti che riguardano lo sviluppo rurale della Regione Veneto. Per cui non ruberei altro tempo, passerei direttamente la parola al direttore Pietro Bozzolin per un saluto iniziale. Bene, grazie a tutti, grazie ovviamente agli organizzatori. So che non è stato facile, per noi tra l'altro è la prima volta che facciamo un intervento, un convegno in streaming e so che i tempi sono molto importanti. Porgo i saluti ovviamente del dirigente scolastico, il professor Francesco Rossignoli, che oggi non è potuto intervenire e rappresenta le 5 sedi dell'Istituto di istruzione superiore Stefani Bentegodi. Oggi siete nella sede del tecnico agrario Bentegodi. Un saluto ovviamente a tutti gli illustri relatori, io direi anche molto importante al presidente della rete delle scuole agrarie del Triveneto, il professor Ezio Busetto, al direttore della rete delle scuole agrarie professor Franco Pivotti. Sono veramente contento che oggi sia riuscito, nonostante i tanti impegni che ha avuto fino a ieri sera, di essere tra di noi, al dottor Franco Contarin della Regione Veneto, al dottor Filippo Codato, rappresentante del gruppo operativo Pay Agri Body, alla dottoressa Serena Toppeta, agenzia di comunicazione Pomiglio Blum, al dottor Walter Signore, Regione del Veneto, e al dottor Alessandro Tomasutti, sempre della Regione del Veneto. Ecco, io dico, l'argomento è importante. Se non io avessi avuto la collaborazione anche del mio collega e dei miei colleghi, professor Ducange, la professoressa Tieni, non avremmo avuto la possibilità di parlare di questo importante argomento. Piani di sviluppo rurale, come diceva prima la coordinatrice, la moderatrice, includono non solo denaro che arriva alle aziende, ma un rapporto importante che il nostro paese e quindi i nostri imprenditori agricoli e quindi anche i nostri giovani che frequentano le scuole tecniche agrarie come la nostra, le scuole professionali per l'agricoltura e che intraprendono un'esperienza agricola, possono avere dall'Europa. Noi senza l'Europa saremo un lumicino che si spegne giorno dopo giorno come se mancasse l'ossigeno. Quindi è fondamentale, e lo sentirete dalle, da questi importanti interventi dei relatori, quanto sia fondamentale il rapporto che il nostro paese, la nostra regione Veneto, ha con l'Europa. E questo è importante.
abbracciare. Quando noi parliamo di inclusione, immaginatevi l'inclusione del nostro paese oppure al contrario l'esclusione del nostro paese a livello europeo. Con l'esclusione noi scompariremo. Con l'inclusione abbiamo la possibilità di progredire. Quindi io do la parola subito al dottor Franco Contarin, che è il direttore anche. Ecco, c'era anche prima ecco, ero d'accordo di invitare l'amico, io lo chiamo amico, professor Pivotti, ecco, che vi saluta i relatori e può veramente con grande gioia, ecco, aprire l'intervento, il convegno di oggi. Prego, professore. Grazie direttore, buongiorno a tutti e saluto ovviamente anche da parte del Presidente della Rete Ezio Busetto tutte le scuole agrarie del Triveneto e tutti i ragazzi e le classi che sono oggi collegati per questa importante iniziativa. La rete delle scuole agrarie del Triveneto, che ormai opera, come voi sapete, da 15 anni, quest'anno festeggeremo il 15° anno di attività, lavora insieme per far sì che le scuole agrarie vadano sempre meglio e abbiano quel ruolo importante che devono svolgere ovviamente per la promozione e per il progresso dell'agricoltura. In questo senso fondamentale è il rapporto con la Regione Veneto e ringrazio sentitamente tutti i loro rappresentanti anche per questa fondamentale iniziativa. E ricordo anche la fondamentale iniziativa, e qui ringrazio anche l'assessore regionale all'agricoltura, dottor Pan, perché nei nuovi bandi del PSR, e questo è importantissimo, sarà possibile che anche le scuole agrarie possano partecipare al programma degli investimenti per quanto riguarda le strutture, i macchinari e quant'altro. È stata un'importante conquista che permetterà anche alle nostre aziende di poter svilupparsi. Due parole su questo importante bando e di cui la Regione nell'ambito del programma di sviluppo rurale ha avuto veramente una grande idea di coinvolgere le scuole agrarie e la rete, come dicevo, ha subito appoggiato questa iniziativa, è perché questo programma di sviluppo rurale e il PSR in genere è un patrimonio educativo di tutte le scuole agrarie e quindi questo concorso non deve essere una cosa estemporanea e qui mi rivolgo soprattutto anche ai vostri docenti. Questi argomenti devono entrare assolutamente in tutte le scuole agrarie, sia tecniche che professionali, nelle discipline dell'economia, dell'estimo, della valorizzazione delle produzioni e quant'altro che voi ragazzi affrontate in quarta e quinta. Quindi questo argomento, questo concorso non è un momento, ripeto, sporadico, ma deve essere l'avvio veramente di un processo educativo all'interno delle scuole su questi argomenti. E inoltre questo concorso vi chiama, come diranno poi i relatori, penso, a esprimervi con le vostre personalità, con le vostre idee e quindi poter dare il meglio di voi stessi nel indicare soluzioni che siano innovative, perché oggi l'agricoltura per progredire ha bisogno di idee innovative e voi giovani siete il futuro dell'agricoltura, quindi quanto meglio di voi può venire da voi questa iniziativa. Quindi io chiedo a tutte le scuole agrarie che sono qui collegate in streaming del Veneto di partecipare e voi ragazzi di partecipare a questa attività. Ringrazio ancora gli organizzatori e la Regione Veneto e l'Istituto di Bentegò di Stefani che organizza sempre manifestazioni della rete. Un sentito ringraziamento e buon lavoro. Allora ringraziamo ancora il professor Bozzolin e il professor Pivotti, entriamo subito nel merito con un brevissimo video.
Programma di sviluppo rurale è lo strumento regionale che attua le politiche sostenute dal FEASR. Contribuisce a rafforzare la competitività del settore agricolo, migliorare la sostenibilità ambientale e realizzare uno sviluppo equilibrato del territorio. Il PSR è uno dei programmi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le risorse finanziarie gestite attraverso il PSR Veneto superano il 1 miliardo di euro. Fra i beneficiari del programma ci sono agricoltori, imprese agroalimentari, consorzi e organizzazioni, soggetti pubblici. Il PSR concorre a raggiungere 6 priorità europee attuando 13 misure. In particolare, la misura 6 sostiene i giovani fra i 18 e i 40 anni che vogliono avviare un'impresa agricola. Orienta il tuo futuro con le opportunità del programma di sviluppo rurale. Scopri di più su www.psrveneto.it. Ok, questo video è un po' l'animazione del pieghevole che avete ricevuto e che spiega un po' quello che è il percorso per linee generali, quindi vi aiuta ad orientarvi in questo nuovo mondo. Entriamo nel dettaglio invece del programma di sviluppo rurale, cerchiamo di capire che cosa significa il programma di sviluppo rurale, che è il programma e non il piano di sviluppo rurale, quindi iniziamo ad abituarci anche ad un linguaggio che è quello non solo regionale ma europeo. Che cosa significa per il sistema agricolo? Cerchiamo di capire anche come funzionano gli aiuti, come funzionano le domande, a che punto siamo, perché stiamo concludendo una fase ma ci stiamo apprestando ad entrare nella nuova programmazione che molto probabilmente sarà lo spazio di interesse per ciascuno di voi e per il proprio futuro. Do la parola al direttore Franco Contarin dell'autorità di gestione del FESR e Forestre della Regione del Veneto. No, parlo in piedi. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi ci sta seguendo in streaming con la tecnologia. Io cerco di condensare in 10 minuti alcuni messaggi che vorrei darvi, che vorremmo riferirvi. Il primo è il saluto di Luca Zaia e di Giuseppe Pan, sono il presidente e l'assessore all'agricoltura della nostra regione. Ringrazio della bellissima ospitalità in questo contesto, in questa scuola in cui non ero mai stato, ma è veramente stupenda, quindi complimenti alla scuola, a chi la dirige e a chi vi insegna, complimenti a voi perché è veramente spettacolare anche poter girovagare qui nei dintorni nella vostra bellissima azienda didattica. Dunque, poche battute, anche perché il materiale che useremo oggi lo trovate tutto, poi Walter e Alessandro vi spiegheranno dove potete reperire il materiale. Lo scopo della mia presentazione è farvi capire l'importanza di ciò di cui stiamo parlando e l'importanza del contributo che voi potrete darci partecipando a questo concorso. Diceva Virginia, lei è la dottoressa Virginia Patriarca, è un'esperta di comunicazione, ci sta aiutando a mettere a punto queste presentazioni perché noi siamo agronomi, periti agrari e il nostro lavoro non è quello di comunicare bene, facciamo fatica a volte a farci capire perché siamo più concentrati su quello che è affidato a noi. Allora, troverete tutto, quindi io userò alcune slide, sono molte di più, servono per consentirvi di focalizzare bene cos'è il PSR e aiutarvi a sviluppare, se lo riterrete, un prodotto con cui partecipare al concorso. La prima cosa che io vi richiamo, e l'ha ben detta il nostro direttore introducendoci alla giornata, è questo: sappiate che la politica agricola e il PSR è uno dei due pilastri, delle due gambe che reggono la politica agricola. La prima gamba è quella dei pagamenti diretti, la classica PAC legata ai titoli e agli aiuti alla produzione e ai mercati, mentre questa seconda è più legata alla struttura, all'innovazione, al ricambio del settore. Sappiate che la politica agricola sin dal 1957 è la base, è il cuore dell'Europa unita.
Nel Trattato di Roma la prima politica, una delle prime politiche per importanza, è stata quella dell'agricoltura, con delle finalità e degli obiettivi che permangono validi tutt'oggi. Probabilmente qualche venerdì anche voi siete andati con i ragazzi di Fridays for Future, i miei figli ci sono andati, voi ci andate con una responsabilità e un'opportunità in più, che è quella che non solo potete rispettare l'ambiente e salvaguardare questo pianeta che è sempre più bistrattato, avendo degli atteggiamenti di consumo attenti, spegnendo le luci, consumando meno plastica, consumando meno risorse, sprecando meno vestiti, meno carta e così via. Ma non solo in questo aspetto passivo, diciamo. Voi vi state preparando a una professione che può avere un effetto attivo di produzione di condizioni migliori dell'ambiente. Sapete che coltivare un frutteto, un vigneto, un peschetto, un bosco ha l'effetto di bloccare l'anidride carbonica, oltre che di produrre il cibo, le derrate di cui tutti hanno bisogno per vivere. Quindi noi nel nostro settore abbiamo questa marcia in più e questa responsabilità in più. Sappiate che questo è al centro della politica agricola passata, attuale e di quella futura. Il vostro contributo al concorso sarà importante perché, come ricordava Virginia, i nostri uffici stanno già lavorando per costruire quello che sarà la politica agricola dal 2021 al 2027. Quello di cui oggi vi illustriamo è quella che vale tuttora e che si conclude al 31 dicembre 2020. I vostri suggerimenti, quello che potremo raccogliere l'anno prossimo alla chiusura del concorso, potranno essere utili per confezionare, per predisporre gli strumenti con cui dare gambe ai risultati attesi per perseguire gli obiettivi della politica fino al 2027. È la Regione che vi parla perché? Perché, come sapete, il governo dell'agricoltura spetta in Italia alle regioni, come spetta alle comunità autonome in Spagna, come spetta ai Länder tedeschi in Germania, ok? E così via. Cos'è il programma di sviluppo rurale? Brevemente, trovate i riferimenti nel regolamento 1305 del 2013, all'articolo 3 si parla di mission, di consegna che viene fatta al programma e la trovate qui. Di fatto il programma di sviluppo rurale è il principale, direi al 97-98% è anche finanziariamente lo strumento che è in mano alle regioni in Italia per orientare lo sviluppo delle zone rurali, delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari. Salto. La politica agricola, per darvi il senso del peso, ho detto che è il cuore. Perché il cuore? Perché nel bilancio pluriennale per il periodo 2014-2020 dell'Unione Europea, un bilancio di 1 miliardo e 87 milioni di euro, ok? La rubrica agricola, che è quella che vedete in basso a sinistra, la rubrica agricola fruisce di 420 miliardi di euro. Scusate, ho detto 1087 miliardi di euro, scusate, è il totale del bilancio comunitario per questi anni. 420 miliardi sostengono la politica agricola, quindi più del 40%, ok? Le restanti cifre vanno alle rubriche e alle politiche che vedete rappresentate qui ulteriormente. Dicevo prima, 2 gambe per la politica agricola, il 63-62% va sulla pagamenti diretti, politiche di mercato, 1/3 va sul programma di sviluppo rurale. In Europa siamo in 118 programmi, ce ne sono di nazionali, ce ne sono di regionali, come nel nostro caso. Avete visto nel filmato di prima la dotazione del nostro PSR di 1 miliardo 169 milioni di euro che derivano da quel grande stanziamento comunitario. Sono tanti o sono pochi? Allora, in Veneto, quando abbiamo scritto il PSR, c'erano quasi 120.000 aziende agricole. In Veneto in quel momento c'erano 67.000 aziende di queste iscritte alla Camera di Commercio. Oggi siamo su valori un po' inferiori, molti anziani hanno abbandonato il settore. La produzione realizzata l'anno scorso, la produzione agricola, è stata di 6 miliardi e 300 milioni di euro. A questi valori va commisurato quel 1 miliardo 169 milioni di euro, quindi è un importo importante che però deve misurarsi e serve ad orientare un settore molto dinamico, una delle agricolture, se non la prima, una delle più importanti a livello nazionale e a livello europeo. Nelle slide troverete alcuni valori che guardano al prodotto, guardano
alle esportazioni, la filiera agricola ma anche quella agroalimentare. L'agroalimentare veneto ha un'esportazione superiore ai 6 miliardi, realizza valore aggiunto per 3 miliardi di euro circa. Il PSR nasce, viene predisposto in base a una fase di analisi, un'analisi partecipata con i vari rappresentanti di interesse. Noi abbiamo costituito un tavolo a cui siedono 90 sigle che vanno dalle associazioni agricole, Confindustria, i sindacati dei lavoratori, le associazioni ambientaliste, e ciascuno in base al proprio punto di vista ha validato, ha commentato, ha criticato le scelte che la Regione si stava proponendo di fare con la stesura, la scrittura del PSR. Il PSR, come sapete, è un documento, lo potete consultare, è nel sito della Giunta, sono circa 1300 pagine, che ha una parte di analisi e poi una parte allora di individuazione di fabbisogni. Cosa serve allo sviluppo del futuro del settore rurale e agroalimentare veneto, e quindi definisce degli obiettivi corrispondenti ai fabbisogni in coerenza alle linee previste, ai criteri previsti dai regolamenti europei, e propone una strategia. La strategia si compone di interventi, misure che sono poi le varie tipologie di bandi che sono resi disponibili. Un esempio citato nel filmato era quello della misura di sostegno ai nuovi giovani agricoltori, un premio di 40.000 euro che viene riconosciuto a ogni giovane che si insedia in azienda agricola, presenta un piano di investimento in quell'azienda. Oltre al premio riceverà il 50% o il 60% se il giovane si insedia in montagna del costo degli investimenti che si propone di fare. Altre misure invece riguardano gli investimenti delle aziende senior, delle industrie agroalimentari. Altri premi riguardano la realizzazione, ad esempio la conversione al metodo dell'agricoltura biologica. Ho visto che il biologico è un tema importante anche per il vostro istituto. Altre misure guardano invece ad altri soggetti. Pensate alla rete Bionet. La rete Bionet è sostenuta con uno stanziamento di 2 miliardi e mezzo dal PSR. Andiamo avanti velocemente. Come veniva citato prima, nel finanziamento del PSR è coinvolta la Regione, sono coinvolti i fondi comunitari, in particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Agricolo e Rurale, e anche lo Stato italiano con uno stanziamento del Ministero dell'Economia. Il budget di 1.169 milioni di euro, che è la dotazione del nostro programma, è stata distribuita per i vari obiettivi, li vedete rappresentati con le sigle, poi scoprirete cosa vogliono dire, 2A, 2B, 3A, 3B con questi codici, e per misure. Le misure sono, ad esempio, vi ho ricordato l'insediamento dei giovani, sono la formazione permanente degli operatori agricoli, sono gli investimenti delle aziende agricole, sono l'indennità per gli agricoltori che fanno agricoltura in zona montana, sono il sostegno all'agricoltura, al metodo di agricoltura biologica, il sostegno ai gruppi di azione locale. In questa matrice vedete le varie dotazioni finanziarie in milioni di euro. Un'altra rappresentazione delle misure. Vado a chiudere velocemente. Chi sono i soggetti del PSR? Sono innanzitutto i richiedenti, i beneficiari. Andiamo da agricoltori a enti locali, andiamo da industrie agroalimentari a enti che fanno formazione o consulenza nel nostro settore. L'impatto che è il nostro programma rispetto a quei numeri di aziende agricole che vi ho citato prima. In questo momento sono dati di maggio scorso, abbiamo raccolto con i bandi fatti sin qui, e siamo ormai nella fase finale ma ancora in mezzo al guado, 38.000 domande presentate, di queste 31.000 finanziate. Per dirvi, se le aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio sono a dicembre dell'anno scorso 63.000, poco più, vedete la pervasività che può avere questo strumento. Chi sono gli altri? Ho citato i richiedenti beneficiari. Chi sono gli altri interlocutori? In parte siamo noi, questa struttura, siamo una ventina di persone in tutto, che siamo responsabili per conto della Giunta regionale della stesura del PSR in maniera legale, corretta rispetto ai regolamenti, del coordinarci col partenariato e con gli altri uffici regionali che danno il supporto tecnico di competenza per entrare nei 1000 dettagli che ha il programma. Oltre a noi, l'altro soggetto importante, che immagino alcuni di voi sicuramente conosceranno, è l'organismo pagatore, Avepa. Avepa è incaricata di fare cosa? Di raccogliere le domande, selezionarle, fare la graduatoria in base ai bandi che noi predisponiamo
e poi di effettuare i pagamenti ed espletare i controlli sulla corretta esecuzione dei progetti finanziati. Ecco qui. Con questo io chiudo il mio intervento, vi auguro un buon proseguo di mattinata e come dire, ripeto, attendiamo come dire, speranzosi i vostri suggerimenti. Grazie. Allora, grazie. Abbiamo capito molto velocemente che cos'è il PSR, vi invitiamo comunque ad approfondire tutte queste tematiche sul nostro sito che è www.psrveneto.it. Ma noi siamo venuti qui non solo a spiegarvi che cos'è il programma di sviluppo rurale, ma anche a lanciare un concorso di idee che è alla seconda edizione. Un concorso che premia delle idee innovative e proprio per cercare di farvi capire quali possono essere progetti innovativi, progetti capaci di dare un contributo a quelle che sono le attività all'interno delle aziende e delle imprese. Oggi vi abbiamo portato un esempio che ci viene a parlarcene appunto Filippo Codato del Consorzio per la difesa delle colture agrarie e delle avversità di Treviso, e che ci illustra questa particolare app sulla quale il consorzio sta lavorando per contribuire alla difesa del vigneto, corretto? Corretto. Allora passo la parola a Filippo Codato, prego. Grazie mille dell'opportunità, sia alla Regione, qui non lo so cosa devo fare, no. Ecco, ok, superato questo scoglio. Ecco, no, vi ringrazio veramente dell'opportunità. Io vi parlerò un po' del nostro progetto, ma vuole essere un po' un esempio di quello che si può fare grazie anche proprio ai finanziamenti che abbiamo detto prima. Body, mi sono dimenticato di portare un po' di volantini delle brochure, ma non importa perché potete andare sul web e lo trovate, googolate Body, prima vengono fuori delle immagini di lingerie, voi andate oltre e trovate il nostro sito. Allora, Body è l'acronimo di Bollettino Fitosanitario Digitale. Noi siamo diciamo un consorzio di agricoltori che abbiamo oltre 8.000 associati nella provincia di Treviso, Vicenza, Belluno. Esiste una realtà simile poi anche a Verona, Rovigo, in tutte le altre realtà del Veneto. Ci occupiamo principalmente di gestione dei rischi in azienda agricola, e quindi rischi meteorici, ma anche i rischi che derivano da fitopatie, quindi malattie delle piante, assistenza tecnica e quant'altro. Siamo una realtà importante perché diciamo che il nostro consorzio ha un fatturato annuale di 35 milioni di euro appunto come servizi legati a queste aziende. Diciamo questo, io ho messo qualche immagine un po' provocatoria anche per attirare anche la vostra attenzione. Perché Body è partito proprio da una richiesta dei nostri soci, dei nostri agricoltori. Cioè noi non è che ci siamo inventati un progetto perché ci interessava il finanziamento, noi avevamo una pressante richiesta da parte dei nostri soci di creare, di dare qualche risposta a una serie di problematiche. Ecco, la prima problematica, vedete, è questa, no? Cioè parlare di sostenibilità. Noi siamo qui e voi siete qui per diventare un supporto o agricoltori direttamente o un supporto tecnico all'agricoltura, e la sostenibilità in agricoltura è un tema fondamentale, sia la sostenibilità in chiave ambientale, l'impatto sull'ambiente, sia ovviamente anche la sostenibilità in chiave sociale. Vedete, io vengo da una provincia, la nostra sede principale è a Treviso, ma non è un problema solo di Treviso. C'è una commistione molto stretta, come lo sapete benissimo, tra le zone rurali e in certi casi anche le abitazioni, no? Uno dei problemi che il PSR finanzia anche con gli investimenti, ma che stiamo cercando di affrontare anche noi con Body, ad esempio il problema della deriva. Vedete qui ci sono dei trattamenti fitosanitari che vengono fatti sul vigneto, ma mi viene da dire non solo. Fortunatamente questa è un'immagine vecchia, diciamo che i trattamenti con l'elicottero nella zona del Conegliano Valdobbiadene non vengono più fatti da qualche anno, ma fino a pochi anni fa succedeva anche questo.
Questo tipo di diciamo, gestione cos'è che comporta? Comporta proprio anche una pressione sociale. Io qui ho preso qualche immagine, c'è stata una raccolta di firme per un referendum nel comune di Conegliano, ci sono state numerose manifestazioni e dei gruppi spontanei, vedete c'è il gruppo Mamme di Revine Lago che noi siamo andati a incontrare più volte in incontri serali come consorzio proprio per dare le informazioni corrette, dove sostanzialmente viene criminalizzata anche l'agricoltura e anche nel nostro caso specifico la viticoltura. Ma qual è il problema? Qui ho messo due immagini un po' anche se volete provocatorie, no? Il problema è il primo, quello dello spritz di sinistra. Vedete, questa è un'importante rivista di consumatori che poi ha scatenato puntate di report eccetera, dove sostanzialmente il titolo è Ghiaccio, prosecco e pesticidi, no? Ma qui la cosa interessante qual è? Che se voi andate a leggere cosa c'è scritto dopo qui dentro è che sì, è vero che sono stati trovati fino a 7 residui di prodotti fitosanitari e agrofarmaci, ma tutti dentro ai limiti consentiti dalla normativa. Quindi la sostenibilità va bene, ma sostanzialmente è importante che ci sia una corretta informazione, perché i prodotti fitosanitari che vengono impiegati e che vengono impiegati nel pieno rispetto dei principi della difesa integrata sono prodotti a norma autorizzati dal Ministero della Sanità e vengono utilizzati nelle dosi previste e nelle modalità previste. Quindi in realtà andare ad attribuire, no, un impatto diciamo, come si può dire, io posso capire dal punto di vista diciamo emotivo che ci possa essere un impatto di questo tipo, ma poi se andiamo a vedere nel dettaglio, se riusciamo a informare nel dettaglio, è quello che noi cerchiamo anche di fare, si capisce che in realtà c'è una strumentalizzazione della questione, perché è vero che nei vini analizzati sono stati trovati dei residui, no? Ma se questi residui sono abbondantemente sotto ai limiti previsti dalla normativa, qual è il problema? Quindi questo è una questione. Ecco, questa l'ho messa perché mi sembrava simpatica, perché 2 giorni fa sono state sequestrate proprio anche in Veneto tutta una serie di confezioni di queste patatine famose, diciamo, dove l'uso del termine prosecco viene usato proprio per fare marketing eccetera, no? Quindi questa è un po' la questione. Noi quindi Body in questo contesto cosa significa, cosa vuole fare? Noi cerchiamo di dare strumenti ai nostri soci, di dare strumenti agli agricoltori per coltivare meglio e per poter diciamo dare anche delle risposte anche in chiave di informazione anche a chi ti sta intorno, anche alla società, anche ai cittadini non agricoltori che sono molti di più degli agricoltori stessi, e quindi uno dei concetti fondamentali che la normativa comunitaria fissa e poi è stato recepito a livello nazionale è proprio questo, della difesa integrata obbligatoria, cioè dove sostanzialmente ogni trattamento, intervento fitosanitario deve essere preceduto da tutta una serie di azioni di mitigazione del problema, quindi tutte le pratiche agronomiche, scelta delle cultivar, delle varietà ottimali eccetera, per ridurre al minimo gli interventi chimici, gli interventi fitosanitari, e poi alla fine l'ultima ratio, cioè l'ultima opzione è il trattamento fitosanitario. Il trattamento fitosanitario non deve essere fatto su base arbitraria, ma deve essere fatto essendo a conoscenza di una serie di informazioni. Vedete, qui c'è un concetto base, il monitoraggio della presenza di patogeni e parassiti e il loro sviluppo e il loro grado di pericolosità e infezione a seconda delle fasi di sviluppo della pianta. Per questo è previsto che gli agricoltori utilizzino dei bollettini fitosanitari proprio per scegliere e posizionare in maniera corretta i propri interventi nelle culture. Ecco. E quindi noi già produciamo un bollettino classico, tradizionale, un pezzo di carta, un PDF che arriva a 5.000 aziende, ma è un bollettino tradizionale, è un bollettino statico che arriva settimanalmente agli agricoltori. Ci siamo chiesti come possiamo fare perché questo bollettino faccia un salto in avanti e dia informazioni non più settimanali, ma dia informazioni contestualizzate ora per ora utilizzando le nuove tecnologie.
Abbiamo iniziato a chiederci questo. Nel frattempo è partito il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto, dove c'era un intervento specifico, la misura 16, che sostanzialmente finanziava, promuoveva la creazione di gruppi operativi e dei progetti da parte di questi gruppi operativi per delle soluzioni, dei strumenti innovativi. Quindi noi che ci siamo messi da soli a pensare come facciamo a dare una risposta, abbiamo detto bene, perché non cerchiamo anche di coinvolgere degli altri partner grazie anche a questo stimolo che ci arriva dalla Regione Veneto, e per questo abbiamo sostanzialmente cercato da parte nostra quello che era il meglio nel mercato per i due temi che ci interessavano: lo sviluppo di sistemi di supporto decisionali e l'analisi di dati meteo. Poi abbiamo trovato altri partner che ci hanno aiutato nella parte di formazione, nella parte di divulgazione, come Coldiretti Impresa Verde, un'azienda di droni. Abbiamo collaborato in maniera molto stretta con l'ITS, che vedo che agroalimentare, noi abbiamo la sede di Conegliano lì vicino, diciamo, con la quale portiamo avanti diversi progetti, e altri partner come il Consorzio di Tutela, eccetera. Quindi grazie a questo finanziamento e alla struttura che ci è stata imposta per poter accedere a questo finanziamento, tenete conto che noi abbiamo avuto un finanziamento, stiamo avendo un finanziamento triennale che supera abbondantemente i 600.000 euro, quindi non stiamo parlando di una cifra limitata, ma di una cifra molto importante. Grazie a questo finanziamento cosa stiamo cercando di fare? Molto velocemente. Stiamo cercando di, in un contesto, queste vedete sono le aree evitate, diciamo in particolare noi siamo partiti con l'analisi del tema Prosecco, ma qui ci sono anche le aree evitate del resto, Veneto e Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo un interesse anche in Friuli Venezia Giulia, sostanzialmente questa è la provincia di Treviso. Noi siamo partiti da uno dei concetti fondamentali, che è il dato meteo, per sapere lo sviluppo, per monitorare lo sviluppo di patogeni, in particolare quelli funginis, le crittogame. Sapete bene che l'umidità, i millimetri di pioggia, la bagnatura fogliare, la temperatura sono degli elementi fondamentali. Noi abbiamo già oltre 50 stazioni meteo sulla provincia di Treviso, ma abbiamo un problema di questo tipo: l'estremizzarsi dei fenomeni climatici, quindi temporali molto intensi eccetera, ci portano a questa problematica. Vedete, qui noi abbiamo tante stazioni, ma per un'azienda che si trova in questa zona cos'è che succede? E succede sempre più spesso. Succede che se tu hai la stazione meteo in questo punto qua, qui cascano 80 mm di pioggia in 2 o 3 ore e qui rischia di non cadere neanche 1 millimetro di pioggia. Se tu dai indicazioni sul trattamento fitosanitario basandoti sulla stazione che si trova qui o viceversa sulla stazione che si trova qui, rischi di dire all'azienda devi ripetere il trattamento fitosanitario, quando in realtà in quell'azienda lì la pioggia non c'è stata. E quindi nel progetto Body cerchiamo di superare il contesto della rilevazione puntiforme e andiamo verso un utilizzo massivo dei dati, diciamo, di remote sensing, in questo caso dei radar meteorologici dell'ARPAV Regione Veneto, che ci danno una rilevazione delle precipitazioni chilometro per chilometro. In questo modo qui non rileviamo più i dati solo sulle stazioni fisiche, ma anche con delle stazioni meteo che abbiamo chiamato stazioni meteo virtuali. Quindi questo ci consente di avere un dato al chilometro quadrato e non più solo dove c'è, diciamo, la stazione meteo. E questi dati cos'è che fanno? Questi dati entrano in un sistema che è il sistema di supporto decisionale, andate a vedere se non avete già avuto modo di approfondire la cosa, che è un sistema automatico che dentro ha degli algoritmi informatici che traducono in informatica sostanzialmente quelli che sono i modelli di sviluppo della pianta e i modelli di sviluppo dei patogeni. Mettendo insieme tutte le informazioni di input, cioè dati meteo, monitoraggio della pianta, monitoraggio dei patogeni, con una serie di altre informazioni che arrivano dall'azienda, eccetera, noi possiamo dare un riscontro diretto immediato all'agricoltore. Abbiamo creato l'app, velocissimamente scorro le 4 slide e poi ho concluso. Abbiamo creato un'app che si aggiorna ogni ora, quindi l'agricoltore, il nostro socio viticoltore che ha accesso a questa applicazione non ha più un bollettino statico che arriva una volta alla settimana e non sa e dice quello che pensa che succederà, ma non si può sapere se la precipitazione prevista per domani o tra 2 giorni sarà una vera precipitazione o meno. Quindi qui c'è un dato che si aggiorna ogni ora.
L'azienda, vedete, ha un quadro di previsioni meteo che va bene e poi ha un quadro che è questo, dove sostanzialmente trova meno 7 giorni e più 7 giorni, i dati meteorologici, la temperatura media, gli istogrammi rappresentano i millimetri di pioggia registrati e previsti se ci fosse una precipitazione prevista nei prossimi giorni, e la bagnatura fogliare, che è quest'area grigia, e qua sotto trova degli istogrammi, dei pittogrammi diciamo a colore di semaforo. Rosso vuol dire rischio elevato, arancione rischio alto, giallo rischio crescente e verde rischio diciamo nullo, su peronospora, oidio, botryte e black rot. Diciamo che solo peronospora e oidio sapete bene che in ambito viticolo nel nostro territorio comportano il 95% dei trattamenti fitosanitari. Ecco, sulla base di questo l'agricoltore poi può scegliere in questa schermata di vedere l'effetto di un trattamento fitosanitario, scegliendo dalla banca dati del Ministero della Sanità, che è online su questa qui, che si apre un menu a tendina. L'azienda sceglie il patogeno che vuole combattere, sceglie il trattamento fitosanitario, la data e l'ora, si può fare sui giorni futuri ma anche sul passato per vedere se un trattamento diverso fatto ieri con un altro principio attivo avesse dato un risultato diverso, e vedete che qui c'è una curva di protezione, cioè noi sappiamo se quel trattamento fitosanitario fatto 7 giorni fa in questo caso mi proteggerà la cultura per 7 giorni, 8 giorni, 3 giorni, 4 giorni, ricontestualizzando ogni ora le informazioni, cioè questa curva ogni ora in base ai millimetri di pioggia, la temperatura, lo sviluppo, la fase fenologica della pianta evolve e mi dice quindi fino a quando io sarò protetto, quindi mi dà uno strumento per applicare correttamente la difesa integrata come definita dai principi comunitari, cioè effettuare i trattamenti solo quando sono strettamente necessari e non più a calendario come si faceva fino a qualche anno fa, che indipendentemente dal fatto che piova, che nevi, che questo e questo, io all'inizio dell'anno compro quel prodotto lì e lo distribuisco tutto. Questo consente di ridurre in maniera significativa il numero di trattamenti, ma anche di scegliere il trattamento che a parità di efficacia ha un minore impatto sull'ambiente. Ecco, io sono andato velocissimo, spero di avervi dato vagamente l'idea di cos'è. Potete andare comunque su internet, su Facebook o su Google e cercare con difesa TVB o Body e trovate approfondimenti del caso. Vi ringrazio molto dell'attenzione. Allora, grazie. Avete visto quanto da una rilevazione di un fabbisogno reale poi a livello creativo, perché la prima cosa è quella di provare a lavorare di creatività, si riesce poi a progettare uno strumento che possa essere veramente di utilità per tante persone. Abbiamo parlato del concorso di idee, abbiamo visto un esempio di progetto innovativo. Il concorso di idee, il PSR per i giovani, vi invita a proporre dei progetti, delle soluzioni particolarmente innovative, a raccontarle su 3 tipologie di prodotto, o con un video o con una presentazione slide come quelle che abbiamo visto oggi, o con un racconto fotografico. Sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto lo scorso anno ci siamo resi conto che la maggior parte dei prodotti pervenuti avevano la forma della presentazione in PowerPoint, che veniva però molto spesso utilizzata in maniera un po' impropria, cioè veniva sostituito il documento Word e quindi che ha la possibilità di una descrizione molto più puntuale di dettaglio, all'interno di uno strumento invece che nasce per la sintesi, e avete visto come con delle immagini, con delle soluzioni, con delle icone si è in grado di presentare un progetto, come nel caso dell'applicazione Body, senza dover descrivere tutti i passaggi, cioè la parte di descrizione avviene in un'altra sede, avviene nelle schede di iscrizione della classe o del gruppo di lavoro, ma poi vi spiegherà il dottor Signora meglio tutta la dinamica a livello operativo.
L'altra cosa che ci siamo resi conto è che forse c'era qualche problema nella realizzazione del video, e la cosa ci ha un po' stupito, perché sappiamo che di fatto voi utilizzate video continuamente. Chi di voi fa stories su Instagram? Sulle mani, senza paura. Chi di voi usa Instagram? Fate video su Instagram? E ci è sembrato stranissimo, perché probabilmente l'idea di costruisco un video per partecipare ad un concorso sembra qualcosa di particolarmente difficile, quando invece no, va semplicemente costruito e utilizzato come strumento e come prodotto attraverso quella che è la tecnologia che voi utilizzate più spesso, lo smartphone. E proprio per questo abbiamo pensato che forse poteva essere utile darvi qualche suggerimento. Serena Toppeta, che è responsabile del reparto creativo di Pomiglio Bloom, che è l'agenzia di comunicazione che sta supportando da un paio d'anni a questa parte la Regione Veneto per la comunicazione e la diffusione del programma di sviluppo rurale, vi prova ad illustrare brevemente qualche suggerimento, in modo tale che possiate accogliere anche questa come forma di comunicazione di quello che è il concorso che vi stiamo presentando oggi. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, come diceva Virginia, probabilmente voi utilizzate il video sia come autori che come fruitori, però magari non siete abituati a costruirne uno con una finalità precisa. Per il concorso di idee sarete chiamati a presentare un progetto anche attraverso un video, quindi spero di darvi qualche indicazione utile su come farlo. Intanto partiamo da che cos'è un video. Possiamo darci una definizione tecnica, volendo, quindi un formato di archiviazione di immagini in movimento che possono avere o non avere un audio, che possono essere su digitale o su analogico. In realtà la cosa fondamentale di un video è che il video è lo strumento più immediato per permettervi di raccontare una storia. Virginia faceva riferimento ad Instagram, che non a caso ha chiamato storie il suo formato attualmente più diffuso e più in crescita. La storia, sapete sicuramente che in qualche modo la narrazione è la più antica forma, se vogliamo, di trasferimento della conoscenza, ed è la forma più immediata. Quando non c'era ancora la possibilità di scrivere o di raccogliere su supporti come appunto i video le storie, si tramandavano in maniera orale, a voce, e questo portava alla necessità, per chi raccontava storie, di trovare delle leve narrative che fossero in grado in qualche modo di generare quello che oggi sui social in particolar modo si chiama engagement, quindi la capacità di coinvolgere, la capacità di interessare le persone, i destinatari, ma soprattutto la capacità di ritramandare, di portare avanti quella storia, che poi, se vogliamo, è quello che oggi voi o i fruitori dei social network cercano di fare con le condivisioni, le ricondivisioni, i retweet e così via. Quindi qual è lo strumento oggi più forte di engagement? È quello di creare una sorta di fidelizzazione da parte degli utenti, e lo vediamo bene con quella che viene chiamata serialità. Voi sicuramente seguite youtuber o influencer di vario tipo sui vari canali social, lì c'è una serialità perché c'è la ripetizione di un format con contenuti diversi ma omogenei. Stessa cosa con le serie TV. In tutti questi casi è fondamentale che di qualunque tipologia di video si tratti, voi siete in grado di trasferire una storia a qualcuno. Quindi
a prescindere dal vostro grado, diciamo, di preparazione tecnica, dalla vostra attrezzatura, è importante seguire una serie di passaggi che permettano di progettare in maniera puntuale alcuni capisaldi, li potremmo definirli, per arrivare appunto ad un prodotto efficace. Quindi intanto fatevi delle domande. Nel caso del concorso di idee voi sarete chiamati, poi vi verrà spiegato nel dettaglio, a realizzare un progetto e a presentarlo. Quindi dovete sapere qual è l'obiettivo del vostro video, probabilmente quando li realizzate così tra di voi o per pubblicarli sui social non fate tutto questo lavoro di progettazione. In questo caso invece è fondamentale, quindi darvi un obiettivo e stabilire in base a quell'obiettivo a chi parlate. È ovvio che nel caso del concorso di idee voi sarete chiamati a presentare un progetto ad una commissione, per cui dovete conoscere il tipo di destinatario della vostra comunicazione, del vostro video, e sapere su quali aspetti fare leva per riuscire a generare l'interesse, ovviamente a fronte di un contenuto interessante. E poi è importante in generale sapere anche su quali canali trasferire, veicolare questo video. In questo caso, nel caso del concorso di idee, sarà, diciamo, sarà inviato direttamente alla commissione, ma in generale è molto diverso il progetto che sta a monte un video magari da veicolare sui social, o quello di un cortometraggio da mandare al cinema. Faccio un esempio. Allora, andiamo un pochino per step. Innanzitutto bisogna definire l'idea a monte di un video. Quindi qui ho fatto un esempio piuttosto banale, nel senso che un ragazzino acquisisce dei poteri straordinari dopo essere stato morso da un ragno e li utilizza per combattere la criminalità. È il nucleo di un'idea. Potrebbe essere sviluppata in 1000 modi diversi, e infatti è stata sviluppata in 1000 modi diversi, su 1000 supporti e tramite 1000 canali diversi. Che cosa significa? Che un soggetto può essere anche un'idea molto semplice, però da quell'idea molto semplice può nascere un universo, come appunto il caso che ho appena citato. Ma un soggetto non deve essere per forza un insieme di, non deve prevedere per forza personaggi, azione e così via. E infatti, se voi guardate questo video, è semplicemente una... l'audio non si sente, credo. No. Sì. Questo è un cortometraggio, è molto semplice, ma ha un'idea molto chiara, cioè quella di mettere a confronto oggetti che vagamente si somigliano e mostrarli. Anche qui il soggetto è fondamentale, cioè qual è l'idea? L'idea è questa: mettiamo a confronto qualcosa. Un altro aspetto che dovreste tenere in considerazione è il tipo di linguaggio da utilizzare, in particolare la scelta di tecniche o di soluzioni narrative differenti. Prima abbiamo visto nel video di presentazione del PSR un video in animazione. È una soluzione, questo è un altro video che noi realizziamo nella nostra agenzia di comunicazione, che è un video realizzato con un'animazione flat, piuttosto semplice, però che ha il suo perché. Questo in particolare è una tipologia di soluzione che si presta molto alla diffusione sui social, come social post per le promozioni e così via, ma si può scegliere ad esempio invece di andare su una direzione totalmente diversa, che è quella documentaristica, dove c'è anche in quel caso, dopo aver stabilito una storia, un canovaccio, invece si sceglie la narrazione documentaristica, che è più informativa, se vogliamo, ma non per questo meno efficace.
una volta stabilito tutto questo è importante andare a delineare aspetti più di dettaglio. Ovviamente io qui ho parlato di sceneggiatura. La sceneggiatura è un termine, diciamo, tecnico ma anche molto impegnativo, nel senso che magari vi fa pensare a film o serie TV che ovviamente richiedono una sceneggiatura molto articolata. In realtà tutti hanno una sceneggiatura, anche gli youtuber che voi sicuramente seguite hanno una sceneggiatura, che ovviamente sarà una sceneggiatura una via di mezzo tra uno script e un piano editoriale, ma è importante sapere organizzare il dettaglio dei contenuti di un video. In questo caso, diciamo, questo è lo script di un video che è stato realizzato e questo è quello che chiamiamo mood board, quindi è una tavola che vi fa capire il tipo di diciamo di approccio stilistico che vogliamo dare al video, e poi questo è il video. How fast is the future? Faster than our intuition, thoughts, ideas. Much faster than our feelings, emotions, passions. Slower than excuses, than regrets, than sorrows. Faster than news, it's innovation. Faster than change, it's a digital transformation. Faster than knowledge, it's experience. Exponential, disruptive, overwhelming. A lot of design, a lot of style, plenty of creativity. Some mistakes, enough courage, endless dedication. No boundaries, no exemptions, a few rules. Not just words, more than words, evolving words, in an evolving world. Leadership, user centricity, international cooperation, IP education. More than a challenge, more than an opportunity, much more than just one future. Let's start here. Let's start now. Allora, questo video è stato realizzato esclusivamente con immagini di, diciamo, da library, per cui vi rendete conto che avendolo progettato bene si è riusciti anche con immagini da library a realizzare un prodotto piuttosto interessante. Il passaggio successivo è quello che viene chiamato storyboard, quindi il dettaglio più o meno approfondito delle varie scene, dei vari frame che vogliamo che si susseguano nel nostro video. Ovviamente può essere fatto in maniera molto sommaria o molto approfondita a seconda dell'obiettivo che abbiamo. In questo caso questo video è interessante perché mostra proprio il passaggio dal frame all'inquadratura reale all'interno di un film. Purtroppo va un pochino a scatti, però è chiaro che in una grande produzione ha un certo tipo di significato. In una produzione, diciamo, più piccola, in quello che potrete fare voi, basterà fissarvi dei passaggi per poter essere certi di non dover improvvisare nel momento in cui state realizzando il video. Questo è un altro esempio che salterei. Ecco, ci sono poi degli esempi di storyboard che vi avevo portato per farvi vedere come poi lavoriamo a livello, diciamo, in azienda. Ecco, questo è un altro storyboard piuttosto dettagliato da cui poi è stato realizzato il video. Why is biodiversity so critical? Vabbè, vado avanti. Ora, voi, come dicevamo prima, probabilmente realizzate già dei video,
Questo è possibile soprattutto grazie ai supporti tecnologici, in particolare agli smartphone, ma anche ai canali che vi permettono di veicolare questi video. Che cosa succede però? Che le grandi possibilità che voi avete oggi rendono anche molto affollato l'universo, diciamo, di quelli che vengono chiamati user generated content, quindi i video che ne fanno parte sono tantissimi ed è difficile emergere, quindi è fondamentale che voi riusciate ad essere in qualche modo originali, ed è fondamentale tanto a livello generale quanto anche in questo caso, nel caso del concorso di idee. Più riuscirete a mettere del vostro anche nel modo di presentare un progetto, oltre ovviamente che nel progetto stesso, tanto più avrete la possibilità in qualche modo di emergere. Innanzitutto io vi invito ad essere molto curiosi, nel senso che se guardate altri video, guardate cosa fanno gli studenti in giro per il mondo, cercate di essere il più possibile appunto interessati, perché è uno strumento molto efficace, e in questo caso qui ho preso un video di WeTransfer. Anche questo è un video realizzato con immagini di repertorio, dove in realtà è il montaggio, è la scelta proprio compositiva, potremmo dire, del video a renderlo particolarmente efficace. Cercate di essere puntuali rispetto al vostro progetto e non aspirate a diventare improvvisamente diciamo i nuovi Spielberg. Fate quello che potete con i mezzi che avete a disposizione in maniera realistica, perché questo vi consentirà di avere un prodotto sicuramente migliore. Questo è un video che promuove un contest per videomaker, quindi magari da questa opportunità che vi dà il PSR ne nasceranno altre per voi in futuro. Scegliete con cura anche il tipo di diciamo di formato. Il vertical video, che è quello che oggi funziona di più, proprio perché è la naturale conseguenza del supporto smartphone, può dare spazio a delle storie molto belle. Questa è una storia realizzata sempre nell'ambito di quel contest che vi dicevo prima per videomaker, ed è una storia molto bella che dura un po', quindi adesso andremo un pochino veloce, però funziona benissimo. Quindi il mezzo tecnico non deve essere un impedimento, ma in qualche modo dovete sfruttarlo a vostro vantaggio. È molto importante la musica, è molto importante un testo, se diciamo che lo scrivete bene, se volete inserirlo. Sono importanti gli effetti sonori, ovviamente relativamente a quello che siete chiamati a fare, potranno o meno essere inseriti, ma in particolare la musica, che immagino utilizzerete, è una chiave di forte coinvolgimento, è fondamentale per dare il ritmo. Quindi uno stesso video con o senza musica, o con la musica sbagliata, può cambiare completamente l'impatto che ha quel video. There's much more beyond your perception. Ok, si è ripetuto. Bene, io direi che ho concluso. Vi auguro buon lavoro e in bocca al lupo per il contest. Posso fare un piccolo cambio di programma? No, nel senso, volevo farvi vedere, tanto è brevissimo, il video che ha vinto il concorso lo scorso anno. Al di là del fatto che dei diversi prodotti che sono arrivati è stato uno dei 3 video
pervenuti, però in qualche modo racchiude un po' le cose che ha detto Serena, cioè dentro questo video veniva raccontato con una scelta, cioè quella di mettersi in prima linea e raccontare da sé il progetto proposto, accanto ad un'idea progettuale interessante e innovativa, tant'è che hanno proprio costruito, in questo caso mi ricordo, uno strumento utile alla viticoltura, e hanno fatto tutto con delle attrezzature assolutamente a disposizione, cioè senza dover andare a scegliere il regista o quello che ha le attitudini e la capacità. Buongiorno a tutti, sono Garso Mattiazzo, un allievo della Scuola Enologica di Conegliano e mi trovo a Refrontolo, quindi nella zona del Conegliano Valdobbiadene e del Prosecco Superiore, e abbiamo riscontrato che nei sistemi di allevamento, come soprattutto il silvò, il cordone speronato o il cordone libero, presentano una problematica non indifferente che si presenta con l'andare degli anni. Infatti il cordone permanente tende a inglobare a sé il filo di banchina e questo provoca diverse problematiche. Insieme a dei miei compagni abbiamo pensato di fare uno studio e verificare se effettivamente questo problema era presente. Abbiamo preso a campione diversi vigneti di glera nella zona di Conegliano di età differenti, dai 5 ai 30 anni. E come potete vedere nel grafico, all'aumentare dell'età del vigneto, anche la problematica aumenta ed è più presente. Abbiamo deciso di chiedere a qualche viticoltore della zona di Treviso cosa ne pensa in merito a questa problematica. Dunque, la problematica io l'ho riscontrata negli anni, quando fa potatura o estirpo dei vigneti vecchi. Il problema esiste perché il ferro, entrando nel tempo nella pianta, fa delle ferite. Queste ferite dopo negli anni restano. Buongiorno a tutti, questa problematica sicuramente ha la sua importanza, in quanto il ferro inglobato in una pianta porta a diversi problemi dal punto di vista sanitario e poi anche dal punto di vista tecnico, quanto se dopo 30 anni, 20 anni forse con la viticoltura di oggi un vigneto deve essere sostituito, riuscire a togliere il legno dal ferro è sicuramente un problema non indifferente, soprattutto dal punto di vista di ore lavorative che andranno dedicate poi a questa operazione. Dopo aver ascoltato queste due interviste e aver constatato che il problema è fondato, abbiamo ideato, come potete vedere dal render, questo oggetto metallico che va a interporsi tra il cordone permanente della vite e il ferro di banchina, e ora andremo a analizzare nel dettaglio le sue particolarità. Questo oggetto è la soluzione al problema. Esso è costituito interamente in acciaio inox. Abbiamo optato per questo materiale, a differenza del ferro, perché l'acciaio inox... Allora, il video lo potete trovare anche questo sul nostro sito, ma è anche sul canale YouTube del PSR Veneto. Come avete visto, qual è stata la scelta in questo caso? Quella di mettere insieme alcune cose, di raccontare un'esperienza, cioè quella di aver fatto ricerca, di essere scesi sul campo, di aver intervistato degli agricoltori, di aver analizzato dei vigneti, aver trovato una soluzione tecnica, averla realizzata insieme ad un'azienda che poi ha operativamente costruito questo strumento, e creando un montaggio video che sicuramente ha alcuni punti deboli a livello tecnico, ma noi qui non stiamo valutando la capacità
di realizzare un video, stiamo valutando la capacità di presentare un'idea innovativa attraverso un video. E questo era l'esempio appunto che vi volevo portare. Andiamo avanti e entriamo nel merito del concorso, capiamo un po' come funziona, come quando chi si occupa di darvi tutte queste informazioni è il dottor Signora dell'autorità di gestione FESR e Foreste della Regione del Veneto. Buongiorno a tutti e intanto grazie davvero, perché noi in questo periodo da un po' di tempo andiamo in giro per far conoscere il PSR, scuole e anche università, ma devo dire che stamattina ringraziando magari anche chi vi ha dato le indicazioni, ma siete state davvero pregevoli nella vostra attenzione. Quindi andiamo a chiudere, perché comunque sappiamo, abbiamo voluto darvi un po' di elementi prima di arrivare al dunque. Innovazione e comunicazione. Siamo nel settore agricolo, si lavora la terra, però sempre più importante che noi riusciamo a portare questo settore fuori dal suo contesto e portarlo incontro ai cittadini, incontro alla gente che deve conoscere cosa facciamo, cosa fate, cosa farete, e dare il valore e farlo arrivare il valore ai cittadini. Abbiamo visto prima quali sono i problemi che succedono poi per la cattiva informazione. L'agricoltura ha bisogno di informazione, l'agricoltura ha bisogno di innovazione. Questo è un esperimento che abbiamo cominciato l'altro anno per avvicinarci a voi, per farvi capire l'importanza di certi temi e darvi però anche degli strumenti che possano essere, non dico divertenti, ma comunque un po' particolari per riuscire a sviluppare le vostre idee. L'altro anno questo concorso, che è un concorso di idee innovative per il settore agricolo, vediamo dopo più esattamente come, ha portato a un certo successo. Hanno partecipato 8 istituti, 116 studenti, 15 docenti, sono state presentate 21 proposte. In che forma? Come è stato detto prima, 4 video, 16 slideshow e un fotoracconto, quindi sono stati utilizzati tutti e tre gli strumenti multimediali che avevamo previsto. Come sono stati presentati? La maggior parte è stata presentata sotto forma di gruppi di classe, 16 di queste proposte, 4 erano da parte di singoli studenti e 1 da parte di una singola classe, quindi anche la partecipazione è molto variegata e dà quindi la possibilità a tutti di poter partecipare secondo le proprie esigenze. Queste sono le idee, segnalate in rosso sono quelle che hanno vinto o sono state menzionate. Avete visto quel che ci interessa è far vedere la partecipazione attiva di molti istituti come il vostro. Chi non ha partecipato, attraverso delle interviste abbiamo capito il perché, i problemi della scuola, i problemi della tempistica, quindi siamo stati invitati anche a riproporre questo concorso che magari adesso è diventato più familiare. Il regolamento è online, quindi chi vuole capirci proprio sono 3 paginette, quello che bisogna fare è scritto lì dentro in maniera abbastanza chiara. Vediamo velocemente che cosa significa. È dedicato agli studenti degli istituti agrari del Veneto, per conoscere il PSR, ma per conoscere i temi dell'agricoltura, i temi della sostenibilità, i temi della redditività, che sono gli obiettivi dell'Unione Europea per lo sviluppo rurale, fondamentalmente. Tutte le informazioni che stiamo dando oggi le trovate online, poi avremo una veloce carrellata di cosa trovate. Attenzione agli strumenti. Allora, vi si chiede di produrre un prodotto multimediale, avere questa idea, ragionarla, svilupparla in un prodotto come vi è stato suggerito poco fa. Gli strumenti sono questi, il regolamento vi dice che cosa facciamo, c'è una scheda informativa in cui il progetto viene descritto in 2 paginette, in cui date i connotati e tutte quelle cose che poi non necessariamente devono essere trasferite nel video o nella presentazione attraverso slide. Una domanda che ovviamente la scuola trasmette, perché in questo progetto è coinvolta la scuola, il tutor o docente che segue il gruppo di studenti e gli studenti che sono la parte attiva. Quindi possiamo partecipare anche quest'anno come singola classe,
come singolo studente o come gruppo di classe o interclasse, quindi avete la massima libertà di sbizzarrirvi. Il tema è l'idea innovativa, un'idea innovativa che intanto abbia a che fare con che cosa? Con il mondo dell'agricoltura, col sistema produttivo, col sistema gestionale, ma anche col sistema di governance, quindi come si gestisce l'azienda agricola, ma anche come si gestisce un sistema di cooperativa, cioè è svariato l'orizzonte entro il quale potete inserirvi. Possiamo fare qualcosa di pratico come quello che abbiamo visto prima per la difesa fitosanitaria, ma potremmo anche pensare a qualcosa di molto più elevato. Dipende dalle, voglio dire, dal livello di interesse e di esigenze che matureranno dentro i vostri gruppi. L'importante è anche che tutte queste idee abbiano a che fare con gli obiettivi del PSR. C'è un allegato al regolamento, sono le 18 focus area, che altro non sono se non i 18 obiettivi specifici del PSR, che se uno li legge vede praticamente il mondo dell'agricoltura riassunto in cose da fare. Cosa produciamo? Produciamo un cortometraggio, ci auguriamo che questi pillole di consigli che vi sono stati dati vi abbiano sollecitato, se non altro, ma quello tra l'altro per questo, ma anche per tutto quello che farete nella vostra attività, perché la comunicazione video ormai sapete è fondamentale, quindi a parte il concorso può essere solo un primo passo per cimentarvi anche con uno strumento che diventa fondamentale per il vostro futuro. Quindi un cortometraggio di 3 minuti, massimo 15, con tecniche a scelta, girato, montaggio, animazione grafica, con l'ausilio libero di strumentazione, queste cose le trovate. Le slide, massimo 30. Vi abbiamo dato delle indicazioni, non abbiamo creato un format perché non volevamo forzare, però ricordatevi che un progetto normalmente ha una sequenza. La story, lo script che vi si proponeva prima per il video vale anche per la presentazione. Facciamoci una sceneggiatura di questa presentazione, non riportiamo il testo della scheda che descrive il progetto su una slide, cerchiamo di dargli un senso logico perché la commissione sia affascinata non solo dall'importanza della vostra idea, ma anche da come siete riusciti a rappresentarla. Quindi magari anche non servono necessariamente parole, ma possono bastare anche tante immagini. Anche per immagini posso fare un racconto fotografico, quindi avete questi 3 strumenti a disposizione. Attenzione alla scheda informativa, perché lì poi, una cosa abbastanza semplice, ma avete dei quadri, vedete che ci sono massimo di caratteri proprio perché per essere sintetici e per non tediare voi che lo dovete scriverla o chi poi deve leggerla e che deve capire il vero progetto. Attenzione perché i richiami sono la descrizione di perché questa idea è innovativa, perché è coerente con le focus area, è applicabile o trasferibile nel vostro territorio, nel Veneto, e poi la conferma di quale prodotto multimediale avete scelto. Vi si chiede alla fine di mettere qualche fonte di riferimento, perché ovviamente se proponete un'idea innovativa che deriva anche da delle analisi, degli studi, che possono essere anche banale sitografia, riportate per supportare anche la validità della vostra idea. Ci sarà una commissione che premierà quindi sulla base di questi elementi la coerenza rispetto al PSR, l'applicabilità e la qualità dell'idea, oltre che all'innovatività. Vedete, ci sono i punti, quindi la cosa è molto chiara, molto puntuale. 3 premi finali, il primo premio 1.500 euro, il secondo 1.000, il terzo 500. Come concordato con le scuole, dopo un esperimento fatto l'altro anno, abbiamo deciso che questi premi transitano attraverso l'istituto, vanno ovviamente agli attori, protagonisti, ma transitano per l'istituto che li quantificherà in buoni, voucher, a seconda anche della disponibilità della scuola, che potranno essere acquisti di libri, acquisti di attrezzature, che vanno a vantaggio ovviamente di chi ha proposto l'idea. Il 1° novembre parte la data per presentare le proposte, ma ovviamente avete tempo fino al 7 febbraio dell'anno prossimo. Domanda
qui c'entra in campo anche il dirigente, la scheda informativa sottoscritta anche dal tutor o docente che vi ha seguito, il prodotto. Tutto questo lo si invia a info@psrveneto.it. C'è una segreteria organizzativa presidiata dalla dottoressa Patriarca che vi può supportare per qualsiasi informazione, ma ci siamo anche noi, le scuole hanno tutti i nostri contatti e quindi siamo a disposizione. Occhio all'idea innovativa, quindi pratiche, prodotti, processi, organizzazioni, servizi, quant'altro. L'importante è che abbiano a che fare con la trasferibilità sul territorio veneto e che abbiano a che fare con gli obiettivi del PSR. Gli obiettivi del PSR sono semplicissimi: innovazione, ricerca, formazione, prestazioni economiche delle aziende, ricambio generazionale, la gestione del suolo, le energie rinnovabili. Sono gli indicatori della strada verso cui deve andare l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Qualsiasi cosa pensiate di importante per l'agricoltura ci sta qua dentro, ma vi chiediamo di indicare dove si posiziona o quali obiettivi può interessare la vostra idea. Vi lasciamo in coda alcune definizioni di innovazione che troverete anche sul sito, perché anche questo concetto, questa occasione può essere un'idea per voi di impratichirvi e capire cos'è innovazione. Non è una cosa semplicissima, diciamo che deve essere qualcosa che non c'era dove io opero e nel mio territorio non c'è stata. Potrebbe esserci stata anche in un'altra zona, ma non c'è nel mio territorio, quindi se io riesco a introdurla, ad adattarla, a inserirla, quella diventa un'innovazione. Quindi anche su questo fatevi qualche riflessione sul senso e significato che date a questo termine. Io vi saluto, vi ringrazio. Le ultime... Allora, siamo addirittura d'arrivo. Abbiamo visto il concorso, nel frattempo non vi abbiamo ancora stoppato mai. Se avete dubbi, abbiamo lasciato una parte in coda a questa presentazione per poter raccogliere un po' le domande, dubbi o informazioni ulteriori che magari abbiamo omesso di cui avete bisogno. Abbiamo visto anche come funziona il concorso, ma dove ci si può informare sia sul concorso ma soprattutto sul PSR Veneto. Lasciamo la parola a Alessandro Tommasutti, un esperto di comunicazione istituzionale della DG FESR e Foreste della Regione Veneto. Grazie a voi, manca davvero pochissimo e grazie per l'attenzione, siete stati davvero grandi. C'è un sito, questo è il riferimento di base, vi è utile sia per il concorso che per approfondire sì, anche la vita, perché per il PSR davvero passano tante cose. Abbiamo anche i canali social, anche qui cerchiamo di far transitare sempre più informazioni con un linguaggio sempre più diretto, sia appunto sul concorso che per quanto riguarda il programma. C'è anche una newsletter mensile per chi volesse rimanere informato regolarmente sul PSR e tutto il mondo che ci ruota attorno, anche a livello europeo e italiano. Vi suggerisco inoltre di consultare un paio di sezioni del sito che potrebbero esservi utili anche per trovare ispirazione per le vostre idee, per trovare degli esempi a cui appunto ispirarvi. Storia di sviluppo rurale è un progetto del piano di comunicazione, stiamo raccogliendo 100 casi significativi finanziati dal PSR in tutto il Veneto. Dentro ci sono anche tanti giovani, ci sono tante idee innovative e una buona parte è già online e vi suggerisco davvero di seguirla. Se avete bisogno di dati, capire attraverso i numeri cos'è il PSR e cosa sono le politiche di sviluppo rurale, c'è un'area apposita nel sito che vi dice quanto viene speso e su che argomenti, su che tematiche. Anche questo può essere utile. C'è un canale YouTube che raccoglie tutti i materiali multimediali prodotti dal piano di comunicazione, quindi anche questo è una fonte preziosa
per il vostro lavoro, per questo concorso, e ci sono anche dei materiali scaricabili, un vademecum molto sintetico, ci sono anche guide un po' più approfondite, quindi davvero nel sito trovate tutti gli strumenti per partecipare al concorso. Vi faccio solo vedere rapidamente la pagina dell'evento, del concorso, così da capire dove andare a vedere tutte le cose di cui ha parlato Walter Signora prima. Questa è la pagina dedicata, siamo in streaming, siamo in diretta e ovviamente salutiamo anche tutti i vostri colleghi dalle altre sedi. Qui ci sono in sintesi le informazioni sul concorso, ma io volevo farvi vedere in particolare dove sono i documenti, il regolamento, la domanda di partecipazione, la bussola, la vedete, ce l'avete in mano, ma soprattutto anche questo documento che raccoglie un po' tutte le fonti utili per lavorare, quindi dove scaricare rapidamente quello che vi serve per partecipare. Io vorrei chiudere semplicemente con un video. Il piano di comunicazione è in un momento cruciale. Ieri è iniziata una campagna nel multisala del Veneto, in tutti i multisala del Veneto, UCI Cinema e The Space. Prima delle proiezioni viene presentato questo trailer della docuserie. Le prime puntate sono già online e prima dei saluti appunto ci lasciamo un attimo con questo video. Bellezza delle colonne palladiane, dei mattoni e dei portici padovani, dei ponti veronesi, della scintillante Venezia, alla enorme quantità di piccole e grandi fabbriche del Veneto, e non ne trovavo nessuna, salvo una e una sola, la forza barbarica della terra. Tra le Alpi e il mare Adriatico, tra le acque del Po e quelle del Garda, il mondo agricolo è da sempre al centro del Veneto. Con il passare dei secoli, l'agricoltura si è evoluta, ha saputo guardare alla modernità, si è proiettata nel panorama internazionale, raggiungendo importanti traguardi nel segno del rinnovamento e della qualità. Nel Veneto di oggi, l'agricoltura fa parte del più ampio sistema dello sviluppo rurale e punta ad essere sempre più sostenibile, equilibrata, competitiva. Anche grazie all'Unione Europea, allo Stato italiano e alla Regione, che insieme sostengono il programma di sviluppo rurale. Innovazione, competitività, sostenibilità ambientale e sviluppo del territorio. Così il sistema rurale del Veneto si prepara alle sfide che lo attendono. Per raccontare questa realtà sfaccettata e complessa, la Regione si affida ai volti e alle voci di chi ha colto le opportunità offerte dal Fondo Europeo FEASR e dal PSR. Storie di sviluppo rurale, tra presente e futuro, con il PSR Veneto. Allora, ci sono domande? Avete qualche dubbio? Prego. Scusa. Allora, perché avete scritto no? Allora dove c'è scritto nelle Pringles, quella figura delle Pringles? Non ho capito perché c'è scritto no sulle Pringles, intendi? Sì. Perché lì è stato fatto un utilizzo improprio e illegale del termine prosecco, perché sai che il nome prosecco fa parte della denominazione e può essere utilizzato solo per il vino prodotto nei conformità disciplinare. Tra l'altro lì, se vedete quello che c'è scritto poi, tra gli ingredienti c'è scritto polvere di prosecco, tra gli ingredienti, cioè non esiste polvere di prosecco, quindi quello è un utilizzo improprio del termine, quindi
questo è il motivo per cui la Pringles ha sbagliato a scrivere Prosecco su quelle patatine. Qualche altra domanda? Tutto chiaro? Ok, allora prima di chiudere passando la parola al professor Ducange che vi voleva dire vi liberiamo presto, e volevamo provare a fare un piccolo quiz per capire quanto conoscete l'agricoltura europea. Noi tra le varie attività di sensibilizzazione e di disseminazione della conoscenza del programma di sviluppo rurale abbiamo inserito anche dei game, dei quiz, che sono un modo veloce, rapido ma anche divertente per imparare cose nuove. Vi chiederei quindi di partecipare, se vi va, ad alzata di mano per vedere come il vostro istituto risponderebbe a questo quiz di 6 brevi domande. Vi va? Oh, sì o no? Allora, prima domanda: le aree rurali in Europa coprono meno del 20% del territorio, tra il 20 e il 40% del territorio, più del 40% del territorio. Ovviamente vince la maggioranza. Sulle mani, risposta A, meno del 20. Sulle mani, risposta B, tra il 20 e il 40% del territorio. Risposta C, più del 40% del territorio. Ok. Bravi. Le aree rurali in Europa coprono il 44% del territorio. Andiamo avanti. Quanti cittadini europei vivono in aree rurali? Europei, A, meno del 20%, B, tra il 20 e il 30%, C, oltre il 40%. Risposta A, meno del 20%, sulle mani. Risposta B, tra il 20 e il 30%. Risposta C, oltre il 40%. Ok. Sbagliato. Il 19% dei cittadini europei vive nelle aree rurali. Ovviamente, come vedete, poi potete andare sul sito e scoprire di più e avere qualche altra informazione. Andiamo avanti. Domanda 3. Qual è la percentuale delle donne che conducono imprese agricole in Europa? Meno del 20, tra il 20 e il 30, più del 30. Meno del 20, sulle mani. Tra il 20 e il 30. Più del 30. La prima. Sbagliato. Circa 3 milioni di donne gestiscono un'azienda agricola in Europa e quindi rappresentano il 27,9% del numero totale dei gestori di aziende agricole. Allora, siamo alla quarta. Il numero di maiali allevati in Europa è maggiore della popolazione di Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna messe insieme. È vero o è falso? Sulle mani, vero. Sulle mani, falso.
Falso? Però ci sono tanti astenuti, eh? No? Vero? Vero? Ci sono 143 milioni di maiali in Unione Europea, più della popolazione di Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna messe insieme. Andiamo avanti. Domanda 5. Quanti animali da pascolo, mucche, pecore e capre ci sono in Unione Europea? 500 milioni, tanti quanti gli abitanti dell'UE. 400 milioni, l'equivalente di 4 animali ogni 5 abitanti dell'UE. 200 milioni, l'equivalente di 2 animali ogni 5 abitanti dell'UE. Risposta A, 500 milioni. Sulle mani? Risposta B, 400, 4 ogni 5. Risposta C, 2 ogni 5. La B. Sbagliato. Ci sono 197 milioni di animali da pascolo, 89 milioni di mucche, 96 milioni di pecore e 12 milioni di capre. Quindi era la risposta C. Un solo paese conta 1/3 degli agricoltori di tutta l'Unione Europea. 1/3. Quale? Polonia, Italia, Romania. Sulla mano, Polonia. Italia. Romania. Corretto. In Romania ci sono 3,4 milioni. Allora, 3 risposte esatte su 6. Non male, ma è ancora molto da scoprire sull'agricoltura europea. Approfondiamolo insieme. Vi invitiamo ad andare sul nostro sito per scoprire questo e soprattutto tante altre cose. Chiudiamo con il professor Ducange. Come no? Niente, vi rubo solo qualche minuto. Intanto ringraziamo gli ospiti perché ci hanno fatto un bel regalo oggi, la rete delle scuole agrarie, di cui sono uno dei referenti e quindi sono molto felice che siete qua. E per tutte le attività che svolgiamo in collaborazione con la rete delle scuole agrarie e con la Regione Veneto. Volevo solo dirvi Sì, mi sentite? Soltanto qualche informazione per dirvi che il PSR non è molto distante da noi. Noi abbiamo un'azienda di 50 ettari, col primo pilastro, con la PAC, abbiamo un contributo di 14.600 euro. Abbiamo la misura ambientale per le siepi campestre e per il prato stabile, sono circa 1.000 euro all'anno, e poi abbiamo due progetti finanziati col PSR. Il progetto Bionet, siamo 7 istituti in tutto il Veneto, dove noi dal 2017 al 2022 abbiamo un finanziamento per 86.641 euro,80 centesimi, lo so a memoria, e la cosa interessante è che di questo progetto ogni anno, per i primi 2 anni abbiamo dato 6 borse di studio ai migliori allievi, perché noi partecipiamo su 3 settori: il settore orticolo, frutticolo e cerealicolo. Quindi sono 6 borse di studio che abbiamo dato nel 2018, 6 nel 2019. Adesso per gli altri 3 anni abbiamo 3 borse di studio all'anno da 1.000 euro l'uno per altri 3 anni. E in questi giorni qua c'è il bando, quindi i migliori allievi potranno partecipare al bando e poi verranno selezionati secondo dei criteri stabiliti dal bando, che poi è il bando che abbiamo in comune con le altre scuole. Un altro PSR molto importante che è partito a giugno, siamo arrivati con un gruppo in cui c'è l'Ave Probi come capofila,
c'è Rete Semirurali, ci siamo noi come istituto e un gruppo di agricoltori e sempre in misura 16 è il Consemi che ha l'obiettivo dal 2019 al 2022 di creare la banca del germoplasma, perché noi stiamo lavorando su 20 accessioni, 3 in bionette più altre 17 di cereali, principalmente frumento tenero, farro, spelta e poi alcuni cereali antichi come il grano del miracolo, i turgidi, il frumento duro, eccetera. La settimana prossima la cosa interessante è che grazie al progetto Bionet, è importante dirlo alla Regione proprio, abbiamo il progetto Erasmus partito l'anno scorso in cui la Germania come capofila, la scuola agraria di Brema, ci ha selezionato tra 40 istituti a livello nazionale e la Germania, l'Austria, noi, la Polonia, il Portogallo e la Romania facciamo 5 uscite, ne abbiamo fatta prima in Austria, poi abbiamo fatta in Romania, adesso ospiteremo qua la settimana prossima dal 21 al 25 e i tedeschi ci porteranno 5 cereali antichi loro e noi daremo 5 cereali veneti e quindi anche questa è un'opportunità. In più la settimana prossima abbiamo coinvolto anche l'Albania che è fuori dal progetto, ma stiamo portando avanti con l'Albania, anche loro stanno facendo un lavoro simile al nostro. Quest'estate sono stato in Albania, a Tirana, alla facoltà agraria e alla scuola di Buscià, con cui stiamo collaborando per far crescere anche in Albania un'agricoltura biologica. Noi abbiamo nei 50 ettari già 14 ettari in bio, ne abbiamo messi in conversione in questi giorni altri 8, quindi ci stiamo credendo moltissimo. Quindi, come detto Pivotti, noi speriamo molto nel nuovo PSR, perché adesso dopo che finiranno i giochi la nuova Commissione europea dovrà poi fare i progetti per il prossimo PSR. Noi speriamo tantissimo in quella iniziativa politica nata alla Regione Veneto di riconoscere le aziende didattico-sperimentali delle scuole agrarie e della facoltà agraria dell'Università di Padova come agricoltori agricoli a titolo principale, perché noi fino adesso riusciamo ad intercettare soltanto la misura 16, invece c'è la possibilità di entrare in altre misure come gli altri agricoltori per poter portare innovazione e macchine nelle nostre aziende. Ecco, con questo augurio io vi ringrazio e chiudo personalmente i lavori. Grazie. Allora, grazie dell'attenzione, noi speriamo di ritrovarvi in futuro con tutte le vostre idee, le vostre proposte. Saluto tutti gli altri istituti che sono connessi in streaming con noi, invito anche loro a mandarci i loro contributi. Grazie, arrivederci. Il programma di sviluppo rurale è lo strumento regionale che attua le politiche sostenute dal FEASR. Contribuisce a rafforzare la competitività del settore agricolo, migliorare la sostenibilità ambientale e realizzare uno sviluppo equilibrato del territorio. Il PSR è uno dei programmi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le risorse finanziarie gestite attraverso il PSR Veneto superano il €1 miliardo. Fra i beneficiari del programma ci sono agricoltori, imprese agroalimentari, consorzi e organizzazioni, soggetti pubblici. Il PSR concorre a raggiungere 6 priorità europee attuando 13 misure. In particolare, la misura 6 sostiene i giovani fra i 18 e i 40 anni che vogliono avviare un'impresa agricola. Orienta il tuo futuro con le opportunità del programma di sviluppo rurale. Scopri di più su www.psrveneto.it.